femmina. Due paladini che sono doppileri per causanza della bella Angelica sono diventati due nemici feri. Eccoli in campo. Uno contro l'altro che cercano di mangiare per lupi. Ha più di 3 giorni che comando. Oh, non è cosa di opera di pupi. Questa che vi conto è vera storia, scritta sopra dei fatti naturali da un cappuccino che campava all'epoca e viste uno di tutto, tale e quale. Orlando a un certo punto era stanchissimo, mentre Rinaldo ancora ci agguantava per la scagione che, essendo più singolo, faceva meno sforzo e non suonava. Ma chi con la linguanza? Era un santissimo riantanone e cercava da belillo dicendoci: come che mi giustifichi ste bene, Dimmelo. Io te pare che non lo saccio, mulo fauso, casilupato eterno di spatazza, che ci vinnisti a tutte le tue femmine, pure la stupa delle matarazza? Io te pare che non lo saccio, canta settembre quando vennero dentro il tuo paese, ci assaltasti uno appresso all'altro, a più di 700 macanzisi? Io te pare che non lo saccio, che con tutte le picciole che ci trovasti dentro al Saccapano ti costruisti il tanto splendidissimo castello antiquotò di Montalbano? E intanto fe girare la spada all'aria e reso un corpo da così tremente che se Rinaldo non faceva un saluto era morto irreversibilmente. Ma questo si piglia la rivincita e ci fa: vabbè, ma ora va. Se mi ho saputo fare tanti piccioli, segno che tengo molta abilità. Mentre tu, con tutto che sei potentissimo, parente dello stesso imperatore, si è ridotto per scause peggio di un tinto muratore. Ma guardati allo specchio, gran ridicolo! Vediti questo tuo nasone storto! Ave ragione la leggiadra Angelica, capettia, non prova non tuo trasporto. Aspetta, che si m'abbasta l'armo, che non so la colpo della mia fu sberta di appareggiarti questa tua proboscite. Così dicendo si guardiò alla sberta. Fece girar la spada come a nimmolo e quando s'adunò che sul vento che c'era rifrescava l'aria, fece calare basso il suo fendento. Orlando rinesciò a pararlo subito, che avendo intiso pria la frisca anzana, s'aveva quarteato e in modo energico aveva alzato la sua turlendana. E quando s'adunò che nell'uscine della spada di Rinaldo s'aveva conficcato in terra e non poteva nascere, e chiù disse: allora tua pronobisi, ti puoi preparare il tabuto. E con un colpo di spadancia in supera lo buttò al suolo, quasi già morto. Ah, vile, ci diceva Chiddu su sennusi come fora un gatto soriano, questa è la tua omertà, da ammazzare il tuo nemico quando non aveva la spada in mano. Te riconosco, arrifardissimo, potente, vile e figlio di Baggiana. Non foste tu che ci facesti il traino ad dal monte sopra la fontana? Prendete la distanza e se sei abile vienici faccia e pugno a pugno, che te riduce quella faccia gialla e tappiata peggio di un cotugno. Sì, sbavardoso che tu sei, ci replica Orlando Paladino. Eccomi qua. Sono pronto a farti provare la potenza di questo brando e la forza di queste mani. E nel contempo tutti e due si arrasano, pigliano fiato e con le 4 braccia si portano le spade sopra i cranei e si fanno avanti in atto di minaccia. Succede l'urto. Si incrociano le spade, saltano gli elmi suoi ben presto rotti e cadono giù, ambedue, all'unisono, per
per 7 giorni interi e 7 notti. Ma che cos'è?